Cari amici, ben ritrovati, buon Natale a tutti, buone festività. Oggi il giro della Via dei Presepi ci porta a Venegazzu, provincia di Treviso. Siamo in compagnia di tutto il gruppo degli amici dei Presepi di Venegazzu, però a nome di tutti parla quest'oggi Massimo Visentin. Massimo, Natale è passato, la gente è arrivata, però un bel presepio che continua a richiamare gente da tutto il circondario. Sì, abbiamo avuto una buona affluenza i giorni scorsi, contiamo di averne anche per i prossimi giorni. E che dire, siamo arrivati alla 32esima edizione di questo presepio artistico allestito nella nostra chiesa parrocchiale, chiesa del 1700. Il presepio, come potete vedere, è all'interno di un ambiente che riproduce scene di vita contadina, di vita agreste. Il visitatore entrando in questo ambiente è come che sia avvolto dal presepio, da spettatore diventa comparsa, diventa protagonista, perché è a ridosso dei vari ambienti. Assolutamente, nelle riprese abbiamo saltato qualcosa perché è giusto che il telespettatore venga incuriosito e venga a trovarvi. In che orari può venire a trovare e in che giorni? Allora, siamo aperti tutti i giorni festivi dalle 14:30 alle 19, i giorni feriali fino al 6 di gennaio e poi nel mese di gennaio siamo aperti il sabato e la domenica, sempre dalle 14:30 alle 19. Massimo, saluto un attimo i telespettatori, poi gli facciamo tutti quanti gli auguri di buona fine e buon inizio che stanno arrivando. Quindi avete capito, Venegazzu, provincia di Treviso, venite a visitare il presepe. Noi ci vediamo invece più tardi con l'altra puntata. Da tutto il gruppo, buone feste e buon anno. Buone feste, buon anno. Take a cup of kindness yet for